orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni, questa sera deve fare dei menoni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su a Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa è casa non voglio partire, vai tutto mare, Veneto sei stupendo, Veneto filippando, Veneto sei il mondo. Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Cuarati de Santa Fe. Aliano Gasola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde Mar del Plata, programa número 10 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio, en nuestro canal de YouTube para todo el mundo, pero también gracias a la gentileza de Radio Comités Rosario, les traemos una hora con toda la información y cultura dedicada a la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos y amigas que aman Italia en general y el Veneto en particular. Como siempre yo doy la nota, hoy les cuento que vine erudita, muchachos. Pero, che, ¿qué quiere decir con erudita? Bueno, voy a ser un poquito más modesta y voy a decir que vine leída, porque vieron que el miércoles fue en Argentina el Día del Lector, por el cumpleaños de Borges. Entonces, para no ser menos, me puse a leer a Borges, y en esas lecturas eruditas que tuve, puedo decir que he leído a Borges y voy directo al desafío. El desafío de todo es Veneto, a ver si encuentran la relación de Borges con el Veneto. Jorge Luis Borges, tal vez el más grande escritor argentino de todos los tiempos. Tenía, y es bien sabido, una gran afinidad con la Divina Comedia. El mejor libro escrito por los hombres, así llamó Borges a la Divina Comedia del Dante, en el prólogo de su obra 9 ensayos dantescos. Uno de los cuentos más famosos de Borges, el Aleph, se inspira en la comedia. El amor entre Dante y Beatriz es replicado en la relación entre el personaje Borges y Beatriz Viterbo. Otra de sus lecturas predilectas era la obra de Ariosto. Borges llegó a decir que a veces no se sentía verdaderamente argentino porque, por lo que sabía, en sus venas no tenía una gota de sangre italiana. Es sabido que Borges amaba Venecia y que hasta pensó establecerse en vivir en esta ciudad. Esto no lo invento yo, sé que a veces me acusan de inventar cosas. Esto lo afirmó su viuda, María Kodama, en una ocasión muy especial, hace unos años, cuando se inauguró en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, un gigantesco jardín laberinto formado por 3.200 plantas en honor a Borges. El laberinto borgiano, inspirado en su famoso relato El jardín de los senderos que se bifurcan, fue concebido por el arquitecto Randolph Coat y visto desde arriba, representa un libro abierto con el nombre de Borges escrito sobre él en sentido normal y en el sentido contrario, o sea, como en un juego de espejos. Muy bien, Ivana, que no prende el micrófono. Genial. Acá estoy, perdón. Era para no interferir y al final hago lío. Bueno, pero te estaba diciendo, Mariano, con el micrófono apagado, que el laberinto de Borges fue construido por la Fundación Giorgio Chini en 2011. Fue en el 25 aniversario de la muerte de Borges, pero abrió al público recién en junio 2021. Son 3.200 plantas de boj de 90 centímetros de altura, con un recorrido de 1,5 kilómetros para poder salir de él. Hay otros 2 laberintos borgianos aquí en Argentina, uno en San Rafael Mendoza, que es gemelo al de Venecia, y otro más chico en El Tigre,
en la ciudad que Borges llamaba la Venecia salvaje. Y justamente en el programa de hoy vamos a recorrer diversos lugares del Véneto y del mundo, y por ello, luego de hablar con nuestro invitado, seguiremos estando con Borges, y uno de sus temas preferidos es el de los laberintos, y que con su enmarañado de canales, Venecia es en sí mismo un laberinto en sí misma. Así que aprovechemos para ver qué nos cuenta hoy nuestro amigo Giovanni Giusto, que es algo que tiene que ver con esto de los mitos, que es otro de los grandes temas borgianos. A ver qué nos cuenta Giovanni. In Sacca della Torretta, nel sestiere di Dorsoduro, a 2 passi Dios dal santo. ponte dell'Accademia, dove, appeso ad una... Aparte, ¿por qué no se ve? ¿Se escucha por lo menos? Sí, se escucha. Bueno, 3, 2, 1, va. Per il racconto di oggi ci troviamo naturalmente a Venezia, in Sacca della Torretta, nel sestiere di Dorsoduro, a 2 passi dal ponte dell'Accademia, dove, appeso ad una casa, c'è un oggetto decisamente insolito e alquanto curioso. Una sveglia, famosa a Venezia perché legata ad una leggenda popolare intrigante e misteriosa. È la leggenda della sveglia della strega della Toletta. Occhio, che te conto, non è facile accorgersene, ma se vi portate proprio all'imboccatura della calle della Toletta, volgendo lo sguardo alla sommità di questa casa dall'intonaco giallo, la potrete vedere. Una curiosa e alquanto stravagante presenza, che potrebbe subito far pensare all'iniziativa di qualche buontempone. Eppure, i troppi fatti e accadimenti che si sono ripetuti negli anni tendono a confermare la leggenda a lei legata. Siamo alla fine dell'Ottocento e grazie al benefattore veneziano Angelo Minic vengono installati a Venezia dei massicci ed eleganti orologi pubblici, disseminati in tutta la città, o quasi. Gli orologi diventano subito un forte richiamo per i veneziani, e non solo per la loro funzione, ma anche come punti di riferimento. Infatti, gli appuntamenti venivano, e ancora oggi vengono dati spesso e volentieri, sotto all'orologio, disseminati un po' ovunque, ma ovviamente non dappertutto, come ad esempio proprio qui alla Toletta. E la cosa indispettì un barbiere, che si dice avesse bottega proprio all'angolo della calle, che con ironia e un pizzico di provocazione, per non essere da meno, in mancanza dell'orologio, appese lui una grossa sveglia. Così anche la sua bottega sarebbe potuta diventare presto luogo di riferimento per i veneziani, che magari si sarebbero dati appuntamento sotto alla sveglia del barbiere. Ma le cose per lui, ahimè, non andarono proprio così. Infatti, al piano di sopra della sua bottega viveva un'anziana signora sola e introversa, dal carattere schivo e molto riservato, e anche se non amava la confusione e tantomeno farsi vedere, era molto conosciuta e temuta a Venezia per la sua passione, la magia nera. Altro che la sveglia del barbiere, ben presto divenne per tutti la sveglia della casa della strega. Passarono gli anni e con la scomparsa sia del barbiere che della strega, la sveglia passò nel dimenticatoio, tanto che, non associandone più la memoria, qualcuno la rimosse. Non lo avesse mai fatto. Da quel giorno fatti strani cominciarono ad accadere in zona. Di notte rumori sinistri interrompevano il sonno degli abitanti, impaurendoli. Gli incidenti sgradevoli erano poi all'ordine del giorno e addirittura si parlava di apparizioni, finché qualcuno associò l'inizio degli episodi con la sparizione della sveglia. Per lui era la strega che dall'aldilà manifestava il disappunto per la soppressione della sua sveglia.
recuperò subito una sveglia simile a quella mancante e la fissò immediatamente al suo posto e, come per magia, tutto tornò alla normalità. Passarono ancora molti anni e con essi anche la memoria. Le nuove generazioni non ricordavano e in occasione di una ristrutturazione della casa la sveglia venne nuovamente rimossa. Tutto ricominciò. Rumori, grida, incidenti, strane apparizioni. Ripeto, è molto probabile che la sveglia sia stata fissata per la prima volta da qualche burlone e chissà con quale intenzione. Fatto sta che oggi la leggenda che lega la sveglia alla strega della Toletta è dai più sostenuta come il vero motivo della sua presenza. E lo dimostra il fatto che non solo è stata per l'ennesima volta ripristinata, ma come potete ben vedere, addirittura protetta da una teca ben fissata al muro. Perché? Perché nessuno possa più osare a rimuoverla. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. Qué historia interesante. Una vez más, gracias al amigo Giovanni Giusto. Recordamos a nuestros oyentes que los pueden encontrar a través de su cuenta de Facebook, Ocho que te conto, Giovanni Giusto, con toda su serie de diferentes historias sobre Venecia en particular y el Véneto en general. Y en este caso con la Sveglia della Strega. Así que si lo tenemos a Mariano, ¿podemos hacer una traducción? Probemos, sí, el despertador de la bruja. Estamos, obvio, en Venecia, en la Saca de la Toleta, un cruce de callecitas a 2 pasos del puente de la Academia, donde colgado de la pared de una casa hay un objeto insólito y curioso, un despertador. ¿Un despertador, Mariano? Pasé y me lo perdí. Sí, un despertador, un reloj despertador de esos de antes con el botón arriba para cortar la alarma. Se dice que a fines del 800 se instalan en Venecia grandes y elegantes relojes públicos en toda la ciudad, que servían no solo para dar la hora, sino también como punto de referencia, punto de encuentro. Nos encontramos en tal lugar bajo el reloj, o sea, para darse cita. Pero justo ahí en la zona de La Toleta no instalan ninguno y un barbero, un peluquero, aprovecha con ironía para buscarse publicidad. Cuelga en la pared que da a la calle del negocio, cuelga un despertador, esperando que los venecianos comiencen a citarse bajo el despertador del barbero. Pero no le funciona porque arriba de él vivía una anciana señora huraña, introvertida, que todos señalan como una estrella, como una bruja. Para todos pasó a ser, en cambio, el despertador de la bruja. Pasaron los años, mueren el barbero, la bruja, todos se olvidan de los dos, y alguien remueve, saca, quita el despertador. Y ahí nace el mito, porque desde ese día cosas extrañas comienzan a suceder. Gritos en la noche, accidentes, hasta inclusive algunas desapariciones. Hasta que alguien asocia esas cosas extrañas con la desaparición del reloj y culpa de la bruja que desde el más allá está intentando recuperar su reloj. ¿Qué hizo? Colgó un despertador parecido al que existía y desde ese momento vuelve la calma, o sea, no pasa más nada, hasta que luego de varios años nuevamente alguien vuelve a quitar el despertador y los ruidos, los accidentes, las cosas extrañas vuelven a aparecer. Capaz que fue alguien, algún bromista, pero lo cierto es que por las dudas los habitantes de La Toleta volvieron a poner el despertador gigante y esta vez, se lo ve bien, el despertador lo pusieron dentro de una caja transparente, bien amurada, para evitar que nadie lo vuelva a quitar. Venecia tiene esas cosas, estas curiosidades que a veces pasan desapercibidas, pero que atrás esconden una historia muy particular, como esta.
Sí, ya que estamos en todo esto de la historia, historias particulares, y que tenemos un invitado de Vicenza, permítanme recordarles también a una persona que tiene mucho que ver con este lugar y, bueno, mucho también con Venecia, que, bueno, en realidad con todo el Veneto, chicos, no voy a presumir. La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y tiene que ver con mi profesión, obvio. A ver si alguno adivina, pero como sé que no van a adivinar, voy a decir quién es. Andrea Palladio, es de quien quiero hablarles, y supuestamente no, quiero hablarles de él porque es importante en la historia de la arquitectura y es un caso excepcional y en muy poco tiempo. Había nacido en Padua en 1508 y fallece en Macer, Treviso, el 19 de agosto de 1580. Y como ven por las fechas, como muy pocos otros arquitectos, logró una proyección a través de los siglos, y que, digamos, hasta el día de hoy todavía en distintas facultades y en el mundo se sigue hablando de su arquitectura. Arquitectura perfectamente resuelta para las condiciones del Véneto del siglo XVI, a las que aportó nuevas soluciones y recursos originales, y se expandió y devino universal a partir de la publicación de los 4 libros de la arquitectura. Una obra, Ivana, que todavía hoy se admira en todo el territorio del Véneto. Sí, desde la iglesia de San Giorgio Maggiore, el Redentor en Venecia, el Puente de los Alpinos en Bassano, Villa Barbaro en Macer, pero sobre todo en Vicenza, con el Teatro Olímpico, el Palacio Chiericati, el Palazzo Capitano, Villa Capra, la Rotonda, que, bueno, muchos la conocen como la Rotonda, pero la realidad es que el nombre es Villa Capra. La ciudad de Vicenza y las villas del Palladio hace poco fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. No sé si sabían ese dato, por ahí algún oyente de la radio, de noticia, me pareció importante acotarlo. Pero bueno, más allá de lo que fue Palladio en el Véneto y en Italia, fue un fenómeno que tuvo nombre propio y se denominó palladianismo, ya que no solo tuvo base en la arquitectura inglesa de los siglos XVII y XVIII, sino que se extendió en Europa y América con distintas representaciones y algunas expresiones también en Estados Unidos y América Latina. Llegó también hasta la región de Río de la Plata, como testimonian relevantes ejemplos en Uruguay y Argentina. Bueno, aprovecho, Ivana, porque muchas de estas perlitas, como la historia del despertador de la bruja o las obras de Palladio, nosotros las vamos subiendo a nuestras redes durante la semana. ¿No es así, Ivana? ¿Nos las podés recordar? Exactamente, las pueden ver en Facebook buscando Mi Venecia, o también pueden ver las cosas que contamos aquí en la radio accediendo a nuestro canal YouTube. En YouTube nos pueden buscar como Parola Veneta y pueden volver a escucharnos en las redes. En Instagram todavía no, porque no lo habilitamos, pero bueno, en Facebook con Mi Venecia, cuando Mariano se acuerda también, tiene que subir nuestro programa, porque a veces no lo sube, pero bueno, la realidad es que si nos quieren escribir, pueden escribirnos a parolaveneta@gmail.com. Bueno, sí ponemos el libro de quejas a disposición de los oyentes, y antes de ir con nuestro invitado del día de hoy, que nos va a hablar de algo muy importante que va a suceder en Vicenza en estos próximos días, y también de una vuelta al mundo de hace muchísimos años atrás, les proponemos ir a una pausa musical aquí en Parola Veneta Radio, con una versión particular del Ponte di Bassano. Es breve, Ivana, no te enojes, y disfrutá. No me enojo, me preocupo. Di Bassano, là ci darem la mano, là ci darem la mano, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, successer tanti guai,
successero tanti guai che non credevo mai, che non credevo mai, che non credevo mai. Io non credevo mai doverti abbandonare, rompere la catena che mi catena, il cuore che mi catena, il cuore che mi catena, il cuore. Doverti abbandonare, tu mi incateni il cuore, tu mi incateni i fianchi e non mi marito più, non mi marito più, non mi marito più. Cynthia Gooding, una cantante americana de folk, fallecida en el año 1988, pero que entre los años 1950 y 1960 grabó una serie de canciones tradicionales del folclore de diferentes países, y entre ellas Sul Ponte di Bassano. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio en este programa número 10 de esta segunda temporada, año 2022, y en esta ocasión con un invitado de lujo, en este caso el presidente de la Asociación Pigafetta 500 desde la ciudad de Vicenza, en el corazón del Véneto, y el presidente de la Asociación Pigafetta 500 da Vicenza. Benvenuto Stefano Soprana a Parola Veneta Radio. Grazie a voi e grazie del vostro invito. Grazie tante Stefano, sei un grande amico della nostra comunità veneta in Argentina, dopo questi anni così particolari che ci abbiamo conosciuto in pandemia, e per noi è una grande gioia averti nel nostro programma dedicato alla comunità veneta in tutta l'Argentina. Un saluto a tutti. Grazie Stefano. Beh, possiamo spiegare a tutti quelli radioascoltatori cosa è l'associazione Pigafetta 500? Certo, l'associazione Pigafetta 500 è nata nel 2018 perché c'era un problema a Vicenza. Avevamo la nuova amministrazione, dovevano decidere quale sindaco scegliere, e tre privati, tra cui io e la Valeria e Romano, eravamo in tre, abbiamo chiesto ai sindaci, futuri sindaci, se avevano pensato a come celebrare i 500 anni di Pigafetta, di questo nostro concittadino, perché è pochissimo conosciuto. In realtà è un personaggio ricchissimo. E così è stato. Chi ha vinto le elezioni ha fondato questa associazione, ha dato a me incarico di fare il presidente, e lo scopo di questa associazione è ridare voce a Pigafetta, perché sapete che da sempre la storia discute se è stato un portoghese o se è stato un spagnolo a fare questo grande giro, ma in realtà senza lo scritto di Antonio Pigafetta nulla sapremo di Magellano e nulla sapremo di questa avventura, perché il compito di Pigafetta non era tanto quello di essere un marinaio, perché non lo era, ma era un uomo di cultura che amava il mondo, scoprire il mondo, mettersi in prima persona, e quello che ha fatto è stato un diario di viaggio incredibile. Incredibile perché unico nella storia per primo, e per dire la cosa che a me è piaciuta sempre di più e riguarda la vostra terra dove abitate, scrive il primo dizionario dei Guarani, scrive il primo dizionario dei Patagoni. Quindi anche il Cile e l'Argentina riconosce come primo iniziatore della storia, la prima conoscenza, grazie allo scritto di Pigafetta.
Riscoprire questo è stato per noi il motivo di questo grande viaggio, di questa grande avventura. E pensate anche che la stessa cosa lo ha celebrato i filippini. I filippini, sapete, hanno celebrato i 500 anni del loro cristianesimo e lo devono allo scritto di Pigafetta. C'è una bellissima statua nelle Filippine che ricorda Pigafetta, lo ricordano con la mano destra la penna e con la mano sinistra il libro, non con la spada, ma la forza della cultura è quella che unisce i popoli. E i filippini riconoscono in Pigafetta il loro iniziatore della storia perché, ad esempio, lui ha scritto che è morto Magellano, ma anche chi è stato a uccidere Magellano, che è Lapu-Lapu. E senza questo nome Lapu-Lapu, loro non avrebbero l'eroe che ha unito tutte queste isole ed è diventata le Filippine, grazie a questa unità che ha dato a questo popolo, e lo deve allo scritto di Pigafetta. Molto interessante la storia, Stefano, molto simbolico quello che hai detto anche del monumento di Pigafetta lì alle Filippine. Ovviamente sono stati l'associazione a pochi anni, ma sono stati anni molto intensi, no? Molto attivi. Sì. E poi, come tutti noi, perché ha colpito tutti, è stato nel periodo peggiore anche del Covid, no? E anche il Covid lo si può leggere in chiave di Pigafetta, perché quando sono partiti tutto è partito male, tutto è stato difficile. Hanno dovuto fermarsi 5 mesi a San Giuliano da voi per aspettare che finisce l'inverno, no? Eppure queste persone hanno aspettato e hanno avuto il coraggio di andare oltre. Questo è stato il grande personaggio di Magellano, che deve la sua fama. Magellano è ricordato nella storia grazie alla penna di Pigafetta, perché senza questa penna nulla sapremo di questa potenza anche di comandante, di uomo di potenza, perché fermare una spedizione 5 mesi per aspettare che passi l'inverno non è una cosa semplice da fare. Doveva avere una personalità fortissima che Pigafetta descrive molto bene. Benissimo. Possiamo raccontare a tutti i nostri ascoltatori alcune delle iniziative portate avanti dall'Associazione Pigafetta 500 negli ultimi anni e anche quelle future? Certo, vi racconto quelle che stiamo facendo adesso, che sono molto interessanti perché appunto abbiamo celebrato la partenza, l'abbiamo fatta molto bene e c'è stato proprio, magari se Marcello ce l'hai oppure te la manderò, una bellissima presentazione del presidente Sassoli che ha spiegato che questo viaggio sono state fatte sì dagli spagnoli e da portoghesi, però c'erano italiani, inglesi, tedeschi, greci, c'era tutta l'Europa. Ecco, quindi ha dato un'immagine anche della nostra Europa in questa spedizione che andava contro l'ignoto, contro qualcosa che nessuno sapeva. E questa è stata la partenza. Poi abbiamo lanciato un'idea che porteremo avanti e concluderemo appunto adesso, che è stata la creazione di un'opera lirica su Pigafetta. Questa è nata dall'idea di alcuni insegnanti del liceo Pigafetta, quindi il paragone alla parola è la cosa che forse i vicentini conoscono di più, è questo liceo che forma tutta la classe dirigente della nostra città e ha una sezione di musica. La proposta di questi insegnanti era quella di creare un'opera lirica su Pigafetta che fossero attori i loro ragazzi. Abbiamo chiesto a un grandissimo compositore vicentino di opere liriche, adatte appunto anche ai ragazzi, ha già fatto Pinocchio, farà Peter Pan prossimamente alla Scala, quindi un personaggio conosciuto nel campo internazionale specifico, e ha creato una composizione adatta anche ad essere tramutata in opera didattica che per un anno tutta la scuola ha usato come didattica. E adesso la porteremo invece
a far sì che diventi invece uno spettacolo professionale, la prima volta che viene fatta nel nostro teatro comunale un'opera lirica interamente creata da vicentini, e quindi sarà un'unione tra studenti e professionisti, una cosa mai tentata nel campo della storia di questo tipo di spettacolo, di opere liriche, e quindi sarà una cosa per i giovani, con i giovani, cioè una cosa interessante. Noi ci crediamo molto perché uno degli obiettivi della nostra associazione era investire nella scuola, per cui questa grande figura di Pigafetta ritornasse nei libri di storia in maniera intelligente, perché la consideriamo un personaggio molto molto positivo. Non è una persona che ha usato la spada, è una persona che ha usato la penna. E la penna vuol dire cultura, e questo è il grande messaggio che lui ha voluto portare. È stato poi anche un fortunato, perché tra 265 persone che sono partite sono arrivate solo 18, tra i 18 c'era lui, quindi una persona interessante. Poi inizieremo le celebrazioni il 6 di settembre, e qui ci ha dato una mano fortissima una banca del nostro territorio, Banca Intesa, che si è fatta fare un prestito del libro più antico di Pigafetta, che è a Milano, a un'altra biblioteca, che è stato scoperto solo nel 1800, questo testo manoscritto di Pigafetta. Questo è il motivo per cui Pigafetta non è stato conosciuto nella storia. Non è mai riuscito a stampare. Ha scritto, ma non ha mai stampato il libro, non è mai divenuto divulgativo. Il Palladio, ad esempio, ha avuto la fortuna di stampare i 4 libri dell'architettura, ed è stato conosciuto in breve tempo in tutto il mondo. Pigafetta è stato tradotto in francese, quindi neanche dalla lingua veneta nostra, perché il manoscritto che c'è all'Ambrosiano è in veneto, oltre che spagnolo e altre lingue mescolate insieme, ma tante parole anche vicentine, che non sono mai state pubblicate né in francese, né chiaramente le traduzioni ridotte. No? Per cui solo nel 1800 si è ritrovato questo libro, e abbiamo la grande fortuna di essere l'unico paese dei paesi magellanici che i 500 anni lo festeggeranno proprio ospitando questo libro nella nostra città, assieme a una piccola mostra, ma una grande mostra, ma sarà di grande impulso scientifico e culturale e letterale, perché metterà insieme molti capitoli della storia della letteratura. Perché il Pigafetta è stato il primo viaggiatore, il primo giornalista, ha scritto delle bellissime dizionari, ha scritto fauna, flora, quindi è stato un iniziatore di molti canali che poi altri scriveranno ancora, ma lui è stato il primo, ecco, quindi sarà interessante. Allora aspettiamo un mese di settembre con un grande movimento di attività, di iniziative e di emozione soprattutto. Certo, e poi ci sarà il 24 settembre una replica di una mostra che abbiamo, di uno spettacolo musicale in dialetto veneto, come dire, la nostra espressione di cabaret più bella che abbiamo, sono 3 compagnie che sono messe insieme e hanno creato uno spettacolo su Pigafetta molto più divertente, quindi a un altro livello, e spero di potervelo inviare poi registrato in maniera che potete goderlo, una cosa per divertimento, ma che usa il nostro dialetto come espressione molte volte del linguaggio, ecco, quindi la nostra cultura. Speriamo, Stefano, che a futuro possiamo avere alcuni di questi spettacoli anche in Argentina. Guarda, io ti do sempre una mano. Dobbiamo trovare il modo, perché io ci credo come dire, il mondo ha bisogno di gesti positivi. Siamo stufi di cose negative e credo che costruire cose positive, cose di relazione tra le persone sia davvero la cosa che oggi bisogna investire, perché siamo stufi di cose negative.
Dobbiamo fare tornare a Pigafetta, ovviamente, seguendo le sue tracce in Patagonia, a San Julián e allo Stretto, naturalmente. Sì, guarda, nel 2024 abbiamo già l'invito di andare allo Stretto di Magellano, perché questo libro che Pigafetta ha scritto, questo manoscritto, porta la data 1524. Quindi avremo, c'è una motivazione, magari sarebbe bello portarlo prima da voi e dopo da loro, ma troviamo il modo. Ci dobbiamo organizzare, ovviamente. Una volta che siete da questa parte del mondo è tutto più vicino. Certo, ma anche il terzo capitolo che affronterò, perché non ho avuto il tempo di farlo bene, ma ci stiamo studiando, invece è essere a tavola con Pigafetta. Perché? Bello. Perché l'apertura di queste nuove rotte oceaniche ha permesso a noi europei di conoscere la patata, che è americana, il pomodoro, il fagiolo, il peperone, il tacchino, l'ananas, cioè 10 prodotti che noi usiamo quotidianamente in realtà provengono tutti dall'America. Ed è altrettanto vero che all'America, l'Europa e l'Asia, grazie a queste rotte oceaniche, ha dato il caffè, ha dato il cotone, ha dato le mucche, ha dato i cavalli, ha dato quelle cose che ha fatto la ricchezza dell'America. Quindi ecco, abbiamo davvero, nel mangiare che abbiamo, c'è la cultura di questi grandi navigatori che hanno permesso questo grande miracolo di alimentarci e di darci ricchezze che poi usiamo ed è frutto del nostro lavoro dopo. Stefano, guardi, che hai detto una cosa che vorrei che non passasse inavvertita, che tutti dicono che l'assado è il cibo tipico argentino, no? Cosa che è vero, però cioè, l'origine è europeo, perché Esatto. le mucche, come tu hai detto, cioè, nuestras vacas ce l'hanno portato gli europei qui. E nel Veneto la polenta è la regina della cucina, ma l'origine è proprio americano, perché il mais dei Maya. è uno di quelli prodotti che sono stati introdotti in Europa. Visto che voi siete di quella zona lì, la prima parola, dei prime 10 parole che scrive dei Guarani, la prima è la parola mais. Quindi siamo... E poi parla della patata americana, che è un tubero, descrive che è un tubero che sa di castagna. E quindi spiega e quindi la scoperta della patata americana è sua. Che lui doveva scrivere, doveva anche spiegare a persone che erano lontanissime cose che mai avevano visto, cioè che a noi oggi ci sembra anche cose quotidiane, però come si descriveva la patata, come si descriveva certi tipi di uccelli, pinguinos per esempio. L'ocato, gli ocati. Gli ocati li chiama lui. Cioè, para hacer la traducción al castellano sería la oca è un pato grande, cioè, para que la gente que nos está escuchando entienda, ¿no? Certo. Y eso es, quello è il velo di questa storia di Pigafetta, che cioè, non è che scopre, perché il mondo lo hanno scoperto in tanti, però lui riesce a spiegarlo, cioè che questa è proprio perché lui è scrittore, cioè scrive. Pensa che abbiamo fatto a Padova, abbiamo fatto la festa, l'hanno chiamata Pigafetta Day, l'hanno fatto il 9 luglio e ti spiego perché. E questo spiega chi è Pigafetta, che non è un ciarlatano. Perché quando arriva a Capoverde, dopo 3 anni di navigazione e 4 mesi per fare l'Oceano Indiano e l'Atlantico, arriva e chiede che giorno è e gli dicono che è mercoledì. No, dice, io nelle mie carte, quindi ha tenuto ogni giorno le carte, per me oggi è giovedì, e non capiva perché aveva sbagliato, perché dice io sono certo che ho fatto bene.
Quindi vuol dire che era un uomo di scienza, che aveva metodo, no? E non si era ubriacato una notte, cioè aveva un suo metodo di lettura. E infatti, se percorri la Terra a ovest, perdi 24 ore, se la fai ad est, è quello che hanno vinto la scommessa degli 80 giorni in giro del mondo, appunto perché in 81 giorni ne hanno fatto 80, quindi hanno copiato Pigafetta. E quindi abbiamo scelto questa data perché è una data scientifica, è la prima dimostrazione al mondo che la Terra è tonda, e la scrive proprio Pigafetta. Sai che ne abbiamo parlato del Pigafetta Day qualche settimana fa noi qui al programma, al nostro programma, e abbiamo anche fatto quella stessa tua conclusione, cioè che poi la storia viene ripresa anche da Verne negli 80 giorni intorno al mondo, no? Esattamente, esattamente. Sicuramente l'anno prossimo, 2023, anche noi qui in Argentina celebreremo il Pigafetta Day, e sarà una data che sarà nel nostro calendario delle associazioni venete in Argentina, perché ovviamente siamo coinvolti in questa grande avventura che tutto il mondo, praticamente tutto il pianeta è coinvolto in questa grandissima avventura globale, e il Pigafetta Day ci tocca di vicino. Allora sicuramente l'anno prossimo anche qui in Argentina nelle nostre associazioni celebreremo, e perché no, come lo hai detto, no? La tavola di Pigafetta anche lo possiamo fare qui per celebrare. Guarda che se tu inviti i Guarani, scopriranno che Pigafetta ha scritto le loro parole, è il loro iniziatore della loro cultura, quindi sarà una sorpresa anche per loro. Benissimo, benissimo. Sicuramente sarà un altro progetto. Noi siamo dentro del mondo dell'associazionismo, è un cantiere permanente di progetti, iniziative, e questa veramente ci è piaciuto molto, moltissimo. Ovviamente sapete che avete da questo lato del mondo altri giocatori per questa bellissima squadra che avete creato. Certamente, perché siete stati sempre favolosi, è stato un ottimo incontro. Ti dico l'ultima che mi è capitata la settimana scorsa. Ho cercato il produttore di patate americane, qui è un paese vicino a noi, ed è stato anche per lui una scoperta strana, che non conosceva, che il primo che avesse scritto il termine patata americana fosse la patata dolce, fosse il Pigafetta. E lui mi ha raccontato una storia che riguarda la vostra storia molto da vicino, in cui l'origine della coltivazione della patata dolce in Veneto è dovuta ai nostri emigranti che si sono portati le piante dal Brasile e dalle loro lavorazioni. E quindi da di lì è partita questa scoperta della patata dolce che qui non conoscevamo. Quindi ecco, le nostre migrazioni hanno avuto una seconda ondata. Quindi ecco che la cultura, la vita degli uomini, la vita dei nostri avi ha tanto da dire, ha tanto ancora cose positive da comunicare, e la cucina diventa un metodo bellissimo. Esattamente. Noi, Stefano, come Parola Veneta Radio, vogliamo fare i complimenti a te, a tutta la tua squadra, all'associazione Pigafetta 500 per tutto il lavoro svolto durante questi anni, che come abbiamo detto ci abbiamo conosciuti in un periodo così particolare per tutta la umanità. Sicuramente faremo in futuro tantissime iniziative e progetti insieme. Volentieri, manterremo il contatto proprio tra persone, dobbiamo vederci. Il primo obiettivo questo sarà. Soltanto ci manca quello, ancora ma ci riusciremo, la voglia è tanta. Pensi che ancora non ci abbiamo trovato da persona, no? Solo sempre
attraverso lo schermo. Sì, che è stata una scoperta anche questa, però magnifica, voglio dire. Meno male, sì. Sì. Benissimo, c'è anche la nostra Ivana Sì. dall'associazione a Santa Fe, vicino Ciao, dove abita Stefano. Mariano, Ciao, Rosario. Ivana. Ivana, scusa che- qualche domanda? Qualche... Sì, anche mi metto in moto per sistemare il Pigafetta Day qua a Santa Fe l'anno prossimo, come alle altre associazioni. Bene. E bene, anche i complimenti per quello che avete fatto col Pigafetta, veramente è stata una scoperta grandissima per tutti noi. E bene, no? Mi viene di domandare sempre dal mio mestiere, che è l'architettura, Sì. e che tu sei di Vicenza, cosa raccomanderesti del Palladio in Vicenza, per esempio? Beh, il Palladio è stato, grazie al libro, ecco, la cosa interessante è noi oggi viviamo questa comunicazione con l'etere, no? Quello che ha permesso al Palladio di essere conosciuto è stato l'aver stampato il libro, che nel Cinquecento ha cambiato l'umanità, questo modo e in breve tempo ha comunicato. Ecco perché il Palladio non è che sia più bravo di altri architetti, è riuscito però a mettere ordine nel campo classico, quindi ha preso la cosa bellissima e lo ha stampato. E guarda che questo è uno degli aspetti più interessanti e fa capire perché Pigafetta è stato dimenticato, non ha scritto il libro. E penso appunto che il Palladio, che è il nostro, come dire, Vicenza è conosciuta per il Palladio, c'è poco da fare, lui che è conosciuto nel mondo. Però Vicenza è stata una città, e questa è stata una cosa che hanno fatto anche qui a Vicenza, che però il Covid ha un po' perso. Vicenza nel Cinquecento, quando Palladio è nato, c'era un humus culturale interessante, perché un bravo architetto nasce se c'è la committenza. È sempre il committente che fa nascere l'artista, non il contrario. E hanno fatto una bellissima mostra a Vicenza su come erano le imprese a Vicenza. Da noi c'erano i tessuti, i grandi tessitori di seta, servivano tutti i potenti del mondo a quel tempo, e c'era una grande varietà di commercio, cioè e Vicenza era molto simile a Firenze. È nata tantissima cultura ed è nato anche il Palladio. Per fortuna, e anche ha fatto conoscere un po' Sì. di più. Sì. E sai perché? Si dice qui, perché la cultura predominante era quella veneziana, no? E siccome i vicentini le prendevano dai padovani e dai veronesi, no, a un certo punto si sono stancati e hanno detto ci allieiamo con Venezia, no? Il risultato finale, sai qual è stato? Che per 250 anni in questo territorio non c'è stata una guerra. Da quando è andata giù Venezia abbiamo avuto i francesi, gli austriaci, la prima, la seconda guerra d'indipendenza, prima guerra mondiale, seconda, abbiamo ancora gli americani, li abbiamo ancora qua, quindi non è più avuto pace. Però, siccome ai vicentini non dava giù i veneziani, hanno voluto cambiare la forma estetica delle loro case e il classicismo gli è piaciuto tanto. Tant'è che poi abbiamo venduto l'arte ai veneziani e abbiamo portato il Palladio a Venezia. Ecco, questo è per dire un po', siamo un po' veneti, un po' invidiosi, un po' però caparbi. Ecco, e questo è... capaci, dai. È anche capaci, è brava, perché è un territorio di lavoratori e di trasformatori ed è quello che poi interpreta anche Pigafetta per rimanere in tema. Siamo uomini di relazione. Siamo capaci di relazionare, non creiamo guerre, creiamo comunità, siamo capaci di creare qualcosa. E credo che quello è l'importante, creare comunità. Anche noi in Argentina con le associazioni credo che
portiamo avanti questa sfida di creare comunità. E guarda che è il vero problema del mondo, perché qui si sono divertiti a creare guerre, sono pazzi, non ne abbiamo bisogno. La cosa più difficile, anche importante e difficile, è quella di creare comunità. Sì, perché bisogna creare le relazioni. Cioè, se non crei una relazione, no, ti isoli. Infatti il Covid, la grande tragedia del Covid è questa, ci ha insegnato a essere individualisti, proteggerci, no? E questa è una grande sfida per gli adolescenti che noi abbiamo vissuto con la scuola, eccetera, perché non è semplice, però è una necessità umana importante, perché in questo pianeta ci abitiamo tutti insieme, nessuno per diritto o per umanità. Quindi dobbiamo essere molto attenti. Beh, un punto di partenza è fare il Pigafetta Day al mondo, dai. Cominciamo con quello. Sì, è un personaggio, secondo me, guarda, l'esperienza che noi abbiamo avuto, e spero che l'abbiate anche voi, è proprio che prima non lo conoscevi, ma quando lo conosci ti innamori. È un personaggio che ha questa capacità di innamorare, di far scoprire cose, perché lui con i suoi occhi e con la sua penna ti fa vedere le cose come le ha viste allora, come quasi fosse presente oggi. È interessante. È interessantissimo, sì. È così. Bene, Stefano, di nuovo ti ringraziamo per la tua disponibilità, per il tuo messaggio. Sai che le porte di Parola Veneta Radio sono sempre aperte. Certo. E niente, ti aspettiamo in Argentina. Quello di sicuro, guarda, è già in programma, appena ci permettono, vedrai che in qualche maniera arriviamo. Il 2024 è già quasi prenotato, quindi dobbiamo farcela. Benissimo, grazie di nuevo, grazie di cuore Stefano. Vi saluto. Gracias. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y ahora los invitamos a escuchar la siguiente pieza musical. Il sacro che non va, gli sporo. Quando penso a te, ma tu stai con quello là, gli sporo. Quando è tutto giusto, niente meglio di così, gli sporo. Quando io rispondo sempre sì. Quando il sole la neve indora, ma te par che t'ha spora. Appena finito ma lei vuole ancora, ma te par che t'ha spora. Sta canzone è troppo volgare, e allora ma te par che t'ha spora. L'importante è sforare. Sei fuori vecchi. Quando parli chic e ti vergogni di essere qua, che sporo. Quando paghi tu con i soldi di papà, che sporo. Quando che sei deriso perché sei un fiaterone, che sporo. Caccia io che sporo e dopo tira un bel porcone, che sporo. Quando volevi la bionda ma hai preso la mora, a te pare che t'ha spora. Ma sei ancora un'ora. Quante pare che t'ha sbora. Dovevano bere, so qui o più fora. Quante pare che t'ha sbora. One day I'm gonna be a star. Dici dai, dove ti vuoi dare? I fiori se oro, i fiori se oro. Da campagna a laguna, tutti che sporo. I fiori se oro, i fiori se oro. Siamo massacrar. Io adoro sei da lei, con sua mamma e suo papà, sciapporo. Quando parli con il prof all'università, sciapporo. Quando soffri tanto, ma è vietato il bestemmio, sciapporo. Quando sai che dopo puoi tirarlo del scondone, sciapporo. Quando la ami ma non vuole farti bambini, Bettini. Quando vuoi solo una moto, lei vuole bambini, Bettini. Lei non si aspetta
non siga mai. I fiori se oro, i fiori se oro, da campagna a laguna tutti che sboro. I fiori se oro, i fiori se oro, siamo massacrar, io non ne la indor. Oi, 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 fai fiori, quanto bei che siamo, chi pagherà stasera, prezzo pagheremo, da Cairaise come il mise, come sprise, prontiamo in giro a tutti dice, io non ne la indor. ¿Qué es Boro? Interpretada por los Rumatera, un grupo de punk rock de la zona metropolitana de Venecia. Marce, rumatera, si no estoy equivocada, es un tipo de pez, que es la traducción literal, digamos, sería cava tierra, presente en todos los ríos de la llanura padana, fácil de pescar, pero de poco valor alimenticio. Ahora, como ya hace muchas veces, les estoy preguntando, ¿qué es boro? ¿Algún día me lo van a explicar? Algún día, cuando crezcas, mientras seas niña, no lo tenés que repetir. Hablamos hoy de recorrer el mundo y en estos días, en varios posteos de amigos y amigas de Facebook y las redes, en estos días hemos visto muchas alusiones a una pequeña localidad de la República, en la actual República de Montenegro, que se llama Perasto, que hoy tiene menos de 300 habitantes. Sí, una pequeña localidad a la cual se la menciona últimamente cada 23 de agosto, porque se recuerda la última vez que se enarboló la bandera de la República de Venecia, de la Serenísima. Como sabemos, el gobierno de la Serenísima concluye el 12 de mayo de 1797, cuando los franceses de Napoleón entran a la ciudad y ponen fin a la milenaria república. Luego Napoleón cede los territorios de la Serenísima Austria, pero en las ciudades de la costa dálmata los gobernadores vénetos continuaron ejerciendo la soberanía veneciana hasta que de a poco los austríacos iban tomando posesión de esas ciudades, de esos territorios. La última fue Perasto, y el gobernador de la ciudad organiza una ceremonia con la cual entierra bajo el altar de la catedral la bandera de la República de San Marcos, luego de leer un apasionado discurso con el cual llora la enseña de San Marcos y luego de que todos los habitantes de la ciudad besaran por última vez esa bandera. Es una pieza literaria ese discurso que quedó como ejemplo de amor patrio y se lo conoce como la oración de Perasto. Justamente muchas ciudades, localidades de la costa dálmata, de lo que actualmente es Eslovenia, Croacia o Montenegro, conservan todavía la impronta, la fuerte impronta de la cultura véneta y una fortísima relación cultural con el Véneto y con toda Italia. Y hablando justamente de estas fechas emblemáticas, hoy 26 de agosto es el aniversario de la elección de Juan Pablo I. Giovanni Paolo I Albino Luciani, su nombre civil. Popular. Él tenía origen en Belluno, belunés de origen, y patriarca de Venecia, que sorpresivamente es electo papa, y del cual vamos a hablar la próxima semana, porque justamente el próximo domingo 4 de septiembre va a ser proclamado formalmente beato por un milagro ocurrido en nuestra Argentina. Así es, Marcelo, ese 26 de agosto de 1978 fue un día raro, no solo porque fue la primera vez en toda la historia de la Iglesia que un papa adopta un nombre compuesto, dos nombres, Juan Pablo, y que al anunciarlo el cardenal protodiácono comete
el error de agregarle primero, de agregarle el nombre primero. Sabemos que, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando fue electo, se lo anunció como Francisco solo, sino también porque la fumata que anuncia la elección del Papa no fue blanca, sino que salió gris claro, y por un error del encargado de quemar los papeles, los votos, y la gente no entendía qué pasaba hasta que el Radio Vaticana anuncia la elección del Papa y se abre la ventana del Palacio Apostólico para anunciar el Habemus Papa. O sea, muchos en estos dos hechos, en el haberle agregado el primero al nombre y en el error que provoca un humo que no es blanco, ven después una relación con el hecho que Luciani falleciera después de tan solo 33 días de pontificado. Un recuerdo todavía muy vivo en el territorio véneto sobre la figura de Albino Luciano, el Papa Luciani, como es conocido, en Meluno, en Venecia y en todo el Véneto. Pero bueno, volveremos la semana que viene con este tema, pero antes de finalizar este programa número 10 de Parola Veneta Radio, Ivana tiene la última curiosidad del día de la fecha. Exactamente, hoy este programa creo que fue de sorpresa para ustedes con todo el aporte impresionante que hice. Pero bueno, quería preguntarles si ustedes sabían que el primer gobernador autónomo de Santa Fe, o sea, el primer gobierno elegido por los santafesinos en 1815 fue Francisco Candiotti. Y no solo, digamos, el nombre, sino que ustedes sabían que era de origen véneto. Lo voy a dejar para la próxima, pero gobernó poco, fue como Juan Pablo I, porque fue elegido el 24 de marzo de 1815 y el 25 de junio tuvo que pedir licencia por la enfermedad. Moriría 2 meses después, el 27 de agosto, pero marcó la historia de nuestra provincia. Bueno, seguramente Mariano la historia la conoce con profundidad, pero nos la va a explicar en el próximo programa porque ya se nos voló, se nos pasó la hora. Así que de esta manera llegamos a la conclusión del programa número 10 de Parola Veneta Radio. A toda nuestra querida audiencia, un grazie di cuore e uno strucón.